Sanità. È stato siglato oggi a Castelfranco Veneto l'accordo per la cessione dalla ULSS 2 Marca Trevigiana all'Istituto Oncologico Veneto dei terreni destinati alla costruzione di nuovi bunker di radioterapia. Sorgeranno vicino al monoblocco dell'ospedale. Curzio Pettenò e Claudio De Zan. Vediamo. L'Istituto Oncologico Veneto accentua all'ospedale di Castelfranco Veneto le sue attività. Firma dell'atto di cessione del diritto di superficie da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana a favore dello IOV per realizzare il fabbricato per la radioterapia. Sorgerà vicino al monoblocco dell'ospedale, sarà costituito da 4 bunker e altri locali accessori. La volontà di far decollare questo ospedale, che era un cadavere eccellente, in una vera e propria realtà di riferimento sanitario, quindi il polo oncologico e l'ospedale. Questi terreni adesso serviranno a che cosa? Serviranno per ospitare degli acceleratori lineari, che sono delle macchine molto performanti per la radioterapia, quindi il trattamento oncologico radioterapico. L'ospedale di Castelfranco, insieme a quello di Montebelluna, perché è importante, l'ospedale a 2 gambe, mantiene delle eccellenze, assolutamente nessun taglio. Se lei guarda il numero di posti letto c'è un aumento, e poi questa sinergia con lo IOV significa che il paziente oncologico di Castelfranco si cura allo IOV. C'è un veneto che quando pensa di curarsi pensa di andare in una clinica privata. A me non risulta. I nostri medici sono in gambissima, tutti i nostri operatori, abbiamo 68 ospedali e 54.000 dipendenti, siamo regione di riferimento, dopodiché c'è un problema, che è quello che i medici nel privato vengono pagati di più, cosa che noi non possiamo fare. L'altro problema è che non ci sono più medici. Si è chiuso oggi in Veneto